Penso che oggi abbiamo bisogno di un mondo che non è un mondo chiuso, ma un mondo aperto. Aperto sulla tecnologia, aperto sulla science, ma anche aperto sulla cultura e sulla storia. E questi due mondi sono oggi separati, perché quando è studente è un po' più facile per te di fare la matematica, fa la tecnologia, fa la matematica, fa l'innovazione, ma quando è più letterario fa la storia, fa la cultura, e questo non va, perché possiamo fare i due insieme per fare un nuovo umanismo, un nuovo umanità, per parlare un po' come Harari o Umberto Eco, fare qualcosa che è per il sviluppo dell'uomo e della donna forse, ma di tutti e due, per il meglio sviluppo dell'umanità.